Sabato 7 giugno, San Roberto di Newminster Abate. È il 158° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 207 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 20:59. La luna si leva alle 17:27 e tramonta alle 2:59. Il La Palice, generale in capite francese, tiene Treviso sotto assedio. Le sue truppe, il giorno prima, avevano intercettato sul Piave un convoglio di zottieri che con le loro zattere cariche di legname e di altri materiali stavano scendendo a Venezia e li costringe a deviare con i loro carichi su Treviso per usarli contro la città. Durante la notte i fedeli zattieri bellunesi si ribellano e menano gran strage nel campo francese, quindi con il loro carico arrivano a Venezia. La Repubblica, per ringraziarli della loro fedeltà e della loro azione, li premia donando loro 10 pertiche di terra ciascuno. Le previsioni per domani. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, quindi il cielo sarà inizialmente sereno. Dalla mattina sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, in parziale estensione dal pomeriggio alla pianura centro-settentrionale. Precipitazioni assenti sulla pianura centrale e meridionale, dalla mattina aumento della probabilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale fino a medio-bassa sulle zone montane a partire dalle Dolomiti e probabilità bassa sulla pedemontana. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione, salvo diminuzione in quota.